Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Ice Splash del vostro Marietto veneziano. Oggi parleremo ancora di quelle situazioni in cui alcune persone si rivolgono agli esoteristi e forse perché sono influenzati da sentito dire, racconti di fantasia, leggende metropolitane, ci contattano Hildegard o Maretto Veneziano e chiedono di risolvere i loro problemi in poche mosse. Ma, cari amici, non funziona così perché molte volte alcune situazioni sono cristallizzate da tantissimi anni. Non si può pensare che con un abracadabra, una parolina magica, un colpo di pendolo, una stesa, un circuito, si risolvono problemi che magari sono cristallizzati da decenni. E poi bisogna vedere sempre la matrice da dove nasce. Io in questo periodo con il Legarda stiamo promuovendo dei circuiti gratuiti. Eppure vedo gente che si lamenta perché dice che non bisogna fare le live, perché non tutti possono guardare il tubo. Signori, questo è un materiale gratuito che il Degarma Veneziano hanno deciso di dare dopo anni che li usiamo, sono testati, funzionano, ve li diamo gratuiti. Circuiti del genere costavano dai 30 ai 50 euro fino a qualche tempo fa. Ma abbiamo deciso, proprio perché sta arrivando un periodo di cioccolata, di aiutare le persone. Però questo non vuol dire che basta un colpo di alla Harry Potter e poi tutto cambia. Ci vuole impegno, sacrificio, denaro, perché tutto costa. Cari amici, il Marietto dal 2010 ve l'ha detto che nel 2020 sarebbe arrivato un periodo di cioccolata. Ho fatto tante pillole, ho fatto più di 2800 pillole e se tu è la prima volta che guardi questa pillola, ti consiglio di andare a vedere le altre 2799 per capire il tenore di quelle cose che dicevo. Quindi, cari amici, quando voi vi approcciate all'esoterismo, soprattutto se chiamate il Degarmanetto veneziano, sapete una cosa. Primo, in privato, solamente consulti a pagamento professionali. Quindi non incominciate a chiamarmi in privato e a mendicare, perché questo è il primo passo per cominciare a sbagliare. Avete già iniziato col piede sbagliato. Dovete andare da altri a bussare e a mendicare. E secondo, dovete già mettervi in mente che se avete delle situazioni difficili, chiaramente ci vogliono dei, come si suol dire, delle forze importanti e quindi non è che poi potete immaginare, come diceva la New Age, del salto quantico e delle menate catastrofiche, super, quelli che parlano con l'arcangelo Michele, quelli che saltano sul carrozzo del Gabriele. Signori, la magia è una cosa seria, è scientifica. Se tanto mi dà tanto, avremo un buon risultato. Nel senso che se voi investite, se voi vi impegnate, se voi capite il valore della magia, la magia vi può dare tanto. Però ci vuole un impegno. E il primo impegno, non chiamatemi in PVT pensando che il Marietto e il Degarda siano lì a fare i missionari. Se voi volete che noi ci impegniamo per voi, voi dovete impegnarvi per noi. È chiaro il messaggio? Perché regolarmente, settimanalmente, c'è qualcuno che pensa di chiamare il pagliaccio di turno. Cari amici, il Degare Maretto Veneziano non hanno tempo da perdere con gente che non si vuole impegnare, con gente che pensa che basta fare qui qua e si muovono le piramidi d'Egitto. Non funziona così. Quindi, ritornando, il Marietto Veneziano nel 2010 ci ha spiegato quello che sarebbe avvenuto ed è avvenuto. Quelli del salto quantico, quelli del vogliamoci tutto bene, quelli che basta dire una parola e si trova il parcheggio, io non so che fine hanno fatto, ma sicuramente qualche problemino c'è. E quindi vi consiglio di guardare le pillole di Hildegarda, guardare le pillole del vostro Benedetto Veneziano, scegliere, decidere e se ci contattate sappiate che dovete mettere la mano sul borsellino
È chiaro questo? Grazie e alla prossima, ciao.